Al di là della vegetazione che si può vedere, io vengo qua con mio figlio che ha 5 anni spesso a trovare la nonna, quindi potete immaginare le condizioni igieniche. Segnalo che anche la veranda c'è stata un'effrazione e ci sono proprio dei clandestini che ci vanno a dormire, con tutto il rischio legato a accensione di fuochi o che altro, non so, una situazione di grande stress per gli inquilini. Una selva è. Io ho chiamato, ha detto sì signora, adesso facciamo che vengono quelli per pulire, questo che altro, l'ho chiamato un'altra volta, sì ha ragione, però sono lenti, questo. Ho chiamato una settimana fa, tapon sul buso, da dire realmente, ho detto il mese anche venuto dentro, che hanno tentato di venire dentro, tutto quanto, e adesso non posso andare avanti così. La situazione sta diventando insostenibile in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Mestre, poco distante da via Piave, denunciano molti residenti. Le case ATER chiuse, murate, in attesa di essere sistemate e riassegnate, sono circondate da erbe e piante che invadono anche le abitazioni vicine e nessuno interviene. Io ho segnalato ad Ater con varie PEC, per esempio una di aprile e una a giugno, la situazione, ma poi al di là di un paio di telefonate da parte di Ater non è successo nulla. Ma non si tratta solo dello stato di degrado dato dalla mancanza di manutenzione del verde. I residenti hanno paura anche di chi si intrufola per bivaccare e non solo, come testimoniano queste fotografie scattate all'interno. È un problema di sicurezza perché comunque non si sa chi c'è, di notte entrano, hanno spaccato i vetri e si sono accampati all'interno. Lì c'è una seconda veranda sul retro e appunto il timore è che facciano la stessa cosa che è successa davanti, cioè strappare la plastica arancione, spaccare tutti i vetri e accamparsi in maniera abusiva. Hanno già tentato di venire dentro 2 mesi fa. Non hanno fatto niente, mi hanno rovinato un po' la porta perché volevano andare forse di sopra perché c'era un altro signore prima che l'hanno buttato fuori, che non so che cosa c'era da dire. Mi hanno rotto gli aumenti che mettevo qua, li hanno rotto. Il coso, il balcone devono aggiustarmelo, l'Ater deve aggiustarmelo perché hanno sforzato, però non ci sono riusciti da dire. E basta da dire, però tutto questo non ci resisto più, guarda, sinceramente. Qua siamo come in carcere. Io non ci sono mai stato, però è molto peggio la situazione. Adesso aspettiamo le istituzioni che facciano qualcosa. Le piante stanno invadendo le case, gli spazi esterni e quelli che le circondano sono inutilizzabili, senza contare il proliferare di insetti e zanzare. I residenti lanciano un appello. Che vengono a sistemare, che mi lasciano pulito. Guarda che roba, da dire, che mi lasciano pulito, che devono fare, che vengano. Hanno detto che non ce la fanno la ditta, non ce la fa la ditta.